È un avversario duro come tutti in Serie B, non abbiamo mai avuto ancora una partita facile, non l'avremo fino alla fine, quindi bisogna avere un approccio alla gara come quelli che abbiamo avuto sempre tranne Varese, quindi ci aspettiamo una partita durissima come tutte le altre. Il fatto che da loro non si sia solidificato Zaza, un vantaggio visto che era in forma? Beh, sicuramente toglierà loro qualcosa perché era il giocatore che in questo momento stava facendo la differenza. Ma più che pensare a queste cose dobbiamo pensare a noi stessi, a non commettere l'errore di sentirci bravi perché siamo quarti e perdere concentrazione. Dobbiamo guardare a casa nostra perché abbiamo oggi una rosa ridotta, quindi dovremo pensare più alle nostre cose che a loro e dare il massimo sabato senza pensarci chi gioca e chi non gioca. Rosa ridotta anche in attacco, non ci sarà Cutolo, quindi pensi di tornare dall'inizio? Non lo so, deciderà il mister. È un peccato che non ci sia Anello perché sappiamo che è importante per la nostra squadra, ma speriamo di che entrare sabato davanti riuscire a fare altrettanto bene, ma aspettiamo le scelte del mister. Sappiamo tutti che chi toccherà farà al massimo, quindi siamo tranquilli in quel senso lì. Adesso sulle ultime due panchine, che l'aspettavi, è stata una scelta tecnica di togliere il mister, almeno per quanto riguarda l'ultima volta? No, sinceramente aspettavo che in qualche momento della stagione lui volesse giocare senza punto di riferimento davanti perché vedendo un po' anche il Sassuolo dell'anno scorso mi pare che poi conoscendolo questi mesi avevo capito che era una delle sue caratteristiche anche modificare l'attacco, giocare con punto di riferimento, giocare senza, quindi non sono sorpreso perché sinceramente me l'aspettavo che potessimo fare qualche cambio. L'importante è che stiamo facendo bene, che abbiamo vinto queste due partite e se mi tocca entrare 10 minuti, 15, 1 o quello che sia, bisogna dare il massimo per la squadra. Ecco, con queste due vittorie quel periodo di appannamento che si è vissuto sotto il 3 è stato definitivamente cancellato, secondo te avete ritrovato la quadratura migliore? Sì, le vittorie ti danno serenità, ti danno fiducia e credo che la squadra ha mostrato di nuovo maturità per il fatto di riuscire ad uscire da un momento complicato perché anche all'inizio del campionato abbiamo avuto un inizio difficile e poi siamo usciti fuori alla grande, quindi la squadra ha mostrato maturità che nei momenti di difficoltà siamo stati uniti, siamo stati solidi, abbiamo capito gli errori e siamo riusciti di nuovo a rimetterci in carreggiata. Buenos días. C'è qualche precedente con l'Ascoli, non so dove è segnato, oppure c'è un avversario con cui magari hai già segnato oppure non ti... No, purtroppo ho giocato una volta sola con l'Ascoli, mi ricordo il primo anno che ero a Trieste, Taibi mi ha parato un rigore, l'unica ricordo che ho dell'Ascoli è... Non è bellissimo. No, oh, vabbè. Non abbiamo perso, abbiamo pareggiato mi pare a Trieste 1-1, ma
no, poi abbiamo col Varese, ma il ricordo che ho dell'Ascoli è quello, non sono riuscito a fare gol con l'Ascoli. Tornando un attimo a te, al di là del fatto delle due ultime partite che hai detto che potevi aspettare, visto anche il fatto che la società sta cercando di trovare l'accordo con Bonazzoli, tu senti personalmente come sensazione che è cambiato qualcosa oppure senti la stessa fiducia di prima nei tuoi confronti da parte dell'allenatore? Beh, io devo capire questo all'autore sinceramente. Non è una sorpresa secondo me che stia per firmare un altro attaccante. Non mi sorprende e non è neanche, non lo prendo neanche in una maniera negativa. Credo che le squadre che vogliono vincere un campionato si rinforzano sempre a gennaio e che sia benvenuto se è così, perché non so se è firmato, non lo so, ma se è così, sia lui o sia un altro attaccante, mi lo aspetto, non c'è nessun problema, anzi sono convinto che le squadre che vogliono fare salto di qualità a gennaio sempre si rinforzano bene, quindi l'importante è che qua siamo tutti uniti, abbiamo la stessa mentalità e chi verrà venga con la voglia di mettersi a disposizione della squadra. Lo abbiamo dimostrato anche noi, chi gioca meno, chi gioca di più, chi è entrato ha fatto bene, chi ha toccato andare in panchina è stato sempre sereno, quindi stiamo diventando una squadra molto unita e questo non deve distrarci il mercato di gennaio. Speriamo che chi venga ci dia una mano e basta, non c'è da pensare molte cose negative su questo, anzi devono essere cose positive. Quindi l'avevi capito probabilmente dal punto di vista dei numeri, forse eravate un po' pochi per affrontare un campionato così, no? Era questo il motivo per cui dici l'avevo capito già ad ottobre. E dall'infortunio di Babacar, che è stato un brutto infortunio, siamo rimasti in 3 davanti, 3 o 4 e quindi da lì avevo capito più o meno che a gennaio potevano rinforzare l'attacco, perché con l'assenza di Babacar saremo uno in meno. Speriamo che anche lui si possa rimettere pronto alla disposizione del mister, così saremo una squadra veramente competitiva a livelli alti. Speriamo che sia così, che anche lui si possa rimettere con noi. Dici che è normale che a gennaio le squadre che vogliono fare il salto di qualità si rinforzino, quindi il Padova vuole fare questo salto di qualità? Non so se è così, perché stiamo parlando di un'ipotesi, perché non so se è ufficiale che qualcuno ha firmato, quindi parliamo di ipotesi. Se fosse così saremmo tutti contenti che vengano giocatori importanti. Se non è così, comunque abbiamo un gruppo molto unito, molto valido, con delle qualità che stiamo dimostrando, ma credo, come dicevo prima al tuo collega, credo che il fatto che vengano dei rinforzi a gennaio è normale, una squadra che vuole andare su. Aspettate un po' di cose adesso, forse come va? Bene, tutto bene. Aspettando la partita con l'Ascoli, che sarà molto dura, e cercando di allenarsi come sempre al meglio e basta. Notte si dorme che bambino appena tornato a casa. Sì, io dormo, mia moglie purtroppo è chi fa qualche notte in bianco, ma è normale con bambini tutto lì. Ti è un po' pesato queste 2 partite consecutive? No, per niente. Mi aspettavo che il mister potessi scegliere di giocare senza un centravanti e quindi non mi ha sorpreso. Credo che abbiamo acquisito la mentalità di squadra, quindi se cambia modulo e tocca giocare un altro va bene così. Io cerco di dare il mio meglio sia 90 minuti, sia 60, sia 10 o sia fuori. Quando hai giocato hai sempre fatto un ruolo di molto sacrificio, no? Sì, questo è vero.
L'importante, come ti dicevo prima, che chi gioca si mette a disposizione della squadra e quello lo stiamo facendo, per quello siamo oggi dove siamo. Credo che abbiamo costruito una mentalità umile e un gruppo che è tanto solidario con uno con l'altro dentro il campo, quindi si è visto anche a Crotone, abbiamo visto gli ultimi minuti che ognuno, anche gli attaccanti, tornavamo davanti all'area di rigore per difenderci. Credo che queste sono cose che dimostrano che questo gruppo sta crescendo, quindi siamo contenti di tutto. È per questo che può fare la differenza, che senza fare paragoni con altre squadre, con altri anni, magari con altre squadre sei il classico attaccante che sta lì davanti, arriva un cross e la metti dentro. Qui gli attaccanti tutti sono costretti comunque a giocare a 30-40 metri più indietro. Sì, ma questo è vero, ci sono delle partite che c'è da sacrificarsi, ci sono altre che magari giochiamo anche un po' più avanti, non è che sempre ci tocca giocare molto dietro, però quando c'è da soffrire l'importante è che la squadra ha saputo farlo e lo ha fatto bene. Siamo sulla strada giusta, bisogna soltanto continuare così, non guardare la classifica, perché ci farebbe male. Dobbiamo affrontare ora l'Ascoli con la stessa mentalità che siamo andati a Crotone e continuare sabato dopo sabato. Ti senti un po' incredito con la fortuna, perché ci sono momenti nei quali un attaccante può calciare anche dalla tribuna e sarebbe gol, insomma. Ti aspetti che arrivi questo momento di buttare dentro qualsiasi pallone? Beh, il momento peggiore è passato, meno male. Da lì ti dico, mi aspetto sì, ogni partita, ogni allenamento che inizia, aspetto sempre di trovarmi la palla gol. A volte entra, a volte no. L'importante è che il Padova sempre porta a casa 3 punti e se uno può segnare sarei più contento, ma il pensiero di segnare è secondario, prima bisogna mettersi a disposizione della squadra. Se aumenta la concorrenza e aumenterà perché il Padova insomma vuole aumentare anche la rosa davanti, qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che lo vedo una cosa molto normale perché sicuramente è una società che punta a fare il salto di qualità, quindi aspettiamo che qualcuno arrivi, quindi la concorrenza farà bene. Ti farà bene avere i giocatori, sì è così perché ancora non so se qualcuno ha firmato, non lo so. Stiamo parlando di gennaio, insomma a gennaio chiaramente qualcuno arriverà. Sì, se fosse così ci farebbe bene perché sono sicuro che arriverà gente di qualità, quindi sarà meglio per il Padova. L'ultima partita sull'Ascoli, come ti aspetti? Saranno in difesa? Sarà una squadra chiusa? È una squadra che verrà a far punti, una squadra che verrà sicuramente a chiudersi un po' e a cercare le ripartenze. Sappiamo che ha squalificato il suo attaccante, quindi saranno un po' all'attesa che il Padova gli lasci spazi, quindi dovremmo essere attenti a non concedere niente quando stiamo nel possesso palla. Loro una squadra che riparte molto bene, quindi speriamo di essere attenti e soprattutto concreti quando abbiamo le palle.